Venezia è la capitale mondiale della sostenibilità e noi non potevamo sottrarci da questa sfida. L'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia ha presentato il suo primo bilancio di sostenibilità, segnando un passo importante per l'intera azienda sanitaria. Questo rapporto, relativo all'anno 2023, rappresenta la prima volta che un grande ospedale pubblico in Veneto misura non solo i servizi offerti, ma anche le ricadute in termini di costi, consumi energetici, impatto ambientale, emissioni, innovazione tecnologica, produzione di rifiuti e sostenibilità dell'ambiente di lavoro. Noi ci impegneremo a far sì che il nostro lavoro quotidiano ci porti ad una sanità completamente sostenibile e in linea con quelli che sono gli obiettivi di una città come Venezia, che deve essere all'avanguardia su questo tema. Il bilancio ha rilevato un consumo totale di energia di 107.000 gigajoule e le emissioni di gas serra pari ad oltre 9.000 tonnellate di CO2 equivalente. L'ospedale è in grado di riciclare il 90% dei rifiuti recuperati, un bilancio che non solo fotografa l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità, ma anche consente di identificare e valorizzare gli impatti generati, aiutando a definire priorità strategiche future. È un inizio del cammino, questo documento non è un obiettivo finale, ma è l'iniziativa per coinvolgere tutti quanti sui temi della sostenibilità. L'azienda sanitaria veneziana ha identificato le tematiche rilevanti e sta studiando la costruzione di un nuovo polo tecnologico. Gli interventi futuri si concentreranno sulla formazione dei dipendenti, l'educazione dei cittadini e il miglioramento della gestione dei rifiuti. Abbiamo lavorato con una comunità di dipendenti e di collaboratori che va sulle 9.000 persone, per cui noi siamo riusciti a parlare del tema ambientale e sociale a una comunità ampia e continueremo a farlo per migliorare le prestazioni dell'ospedale dal punto di vista di sostenibilità.